Lavoratori, organizzazioni sindacali e istituzioni da una parte, Safilo assente. In gioco c'è lo stabilimento di Longarone e i posti di lavoro delle quasi 500 persone che oggi vi sono occupate. Gli incontri si susseguono. Il 22 ce ne sarà uno in Regione Veneto, mentre oggi ci si è dato appuntamento nel municipio del comune ove ha sede l'impresa. Presenti i vertici dei sindacati, 2 consiglieri regionali, una mezza dozzina di sindaci, dei quali uno è anche presidente della provincia, e l'altro coordinatore veneto del principale partito di governo a Roma. Intanto la costituzione di un comitato di sorveglianza socio-istituzionale, diciamo così, sulla falsariga dell'esperienza dell'ACC, cui farà parte la Regione Veneto, il senatore De Carlo, il mondo sindacale, Confindustria e Confartigianato. Partiamo da quello che è lo strumento che la Regione utilizza e che ha avuto più efficacia anche nel percorso di risoluzione di alcune questioni durante i mesi scorsi. Intanto bisogna capire qual è il quadro, perché ad oggi l'azienda, anche se io ho parlato con l'AD, Trocchia non ha detto qual è il suo intendimento. Chiaro che bisogna essere pronti a tutto, però insomma ci sono due questioni. La prima, che un'azienda storica come la Safilo, detto dal sindaco di Caralzo, è inammissibile che possa cambiare location rispetto a Longarone, questo mi pare evidente per tutti. E secondo c'è il profilo occupazionale. Oggi la crisi di Longarone, e per quanto la proprietà lo escluda, già ci si preoccupa per gli impianti di Padova e Santa Maria di Sala. Forse anche per questo la veneziana Luana Zanella, portavoce della Federazione dei Verdi, con tutti i parlamentari del gruppo Alleanza Verdi-Sinistra, ha presentato un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e al ministro del lavoro Marina Elvira Calderone, in cui si chiede attenzione per la vicenda Safilo di Longarone che, viene detto, è seguita con grande apprensione per il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici.